Giardino Sigurtà che ci picchia. È allagato? No, non è allagato. Questo è uno dei sistemi dell'irrigazione di questo grandissimo parco giardino. Come ben immaginate, l'irrigazione è fondamentale all'interno del parco giardino. Pensate che ci sono 100 km di tubature sotterranee che gestiscono l'acqua e una parte dell'acqua arriva ancora adesso dal fiume Mincio. Ma per tornare alla prima tipologia di irrigazione, un po' alla storia di questa metodologia, bisogna fare un salto nel tempo e arrivare indietro al 1600, quando un documento molto importante ci racconta di come il primo proprietario, allora il marchese, il canonico Antonio Maffei, chiese appunto a Venezia la disponibilità di fornire acqua a scopo irriguo per il suo terreno, che era una parte di questo grande parco giardino. Poi la dinastia dei Maffei continuò, il terreno venne ampliato, il giardino abbellito, sempre grazie all'acqua del fiume, fino all'ultima dinastia, diciamo, all'ultima famiglia che poi mise in vendita il giardino, la famiglia Nuvoloni, che lasciò pian piano decadere la proprietà. Quando Carlo Giuseppe Sigurtà nel 1941 fece il suo bizzarro acquisto, le colline attorno al territorio che comprò avevano l'aspetto di dune del deserto e pensò che il suo acquisto, fatto in maniera fortuita per di più, era stato un pessimo errore. Ma dopo qualche giorno arrivò, pensate, da pagare una multa, e questa multa fu la salvezza di questo grande parco giardino. La multa riguardava un antico diritto agricolo legato al documento d'estimo, vi ricordate, del 1600, a questa polizza d'estimo, che parlava proprio di una tassa a scopo irriguo da pagare per prendersi l'acqua per mezzo di una ruota idrovora situata sulle sponde del Mincio. Questa multa salvifica di 15 lire, irrisoria, che lui non fece altro che saldare e riacquistare il diritto di irrigazione, che gli permise non solo di rendere di nuovo fertile la prima terra che aveva comprato, ma anche di allargare la proprietà, comprando le colline e costruendo pompe, allungando le tubazioni dal fiume, ovviamente, per superare il dislivello di 50 metri, e andando avanti nel tempo sempre di più, potenziando la potenza delle pompe e creando vasche e serbatoi nei punti strategici del giardino. Se ci pensate, nel parco i 18 laghetti che trovate sono in realtà vasche per il contenimento dell'acqua, l'acqua che per una parte viene fatta arrivare dal fiume e che poi viene distribuita passando di lago in lago, di tubazione in tubazione, fino ad irrigare tutta la proprietà, anche tutti i boschi. Come tutte le caratteristiche del giardino, anche l'irrigazione si è evoluta e quindi dal primo modo di irrigare a scorrimento, e si è passati poi a uno scorrimento, a un'irrigazione a vista attraverso getti a baionetta, ad innesto, fino ad arrivare alla più moderna tecnologia con getti computerizzati sotto soprattutto i grandi tappeti erbosi. Siamo nel bosco della Collina degli Ulivi e vi raccontavo della irrigazione a scorrimento, la prima metodologia a scorrimento. L'acqua veniva fatta esondare proprio da questi fori che vedete, quindi la canaletta arrivava praticamente dal grande tappeto erboso e attraversava tutta la Collina degli Ulivi. Siamo in un posto segreto. Adesso, come succede oggi, i nostri acquaiuoli fanno esondare da alcuni determinati punti l'acqua che, a caduta, vedete, arriva ad irrigare fino praticamente all'ingresso del parco,
Non perdetevela quando verrete a trovarci quest'estate. Se vi capiterà di trovare i nostri acquaiuoli per l'irrigazione a scorrimento che deviano l'acqua con delle paratie mobili, fateci un pensierino, pucciate i piedi, perché una camminata nell'acqua sul prato risana la vita.